Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi questa sera. Benvenuti in Villa Angarano Bianchi Michel, all'ultimo incontro della rassegna Storia Veneta in Villa, il percorso tematico alla scoperta di un periodo immemoriabile della nostra storia come quella della civiltà di Villa, che si è sviluppata in terraferma durante la Serenissima Repubblica di Venezia. Ed è qui che ci troviamo in questa meravigliosa villa delle sorelle Bianchi Michel, dimora palladiana, riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO mondiale, patrimonio mondiale dell'umanità dal 1996. Ringrazio la famiglia per l'ospitalità e per accogliere la rassegna nella propria casa, quindi un gesto importante per noi e per la comunità. Do la parola a Anna Bianchi Michel. Se c'è, ecco. Io guardavo tue sorelle. No, io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Aldo che ha portato tutti voi numerosi a questa rassegna e siamo orgogliosi che ci hai così scelto come villa. Ecco, spero... Niente, vi ringrazio tutti. Bene, grazie. Questa sera ho una bella sorpresa, nel senso che c'è un giovane presidente delle più importanti federazioni di veneti del Brasile, dello stato del Paraná, Diego Gabardo, che invito a fare un piccolo saluto. Buonasera a tutti. Io non sono tanto buon così di parlare italiano, mi parla il nostro Veneto qua. È stato un gran piacere quando Aldo mi ha chiamato per venire qua e dire 2 o 3 parole. Per me è tanto importante tornare qua. Bassano è un pochettino di terra qua dentro del cuore e dentro i veni, sul sangue. E per me è importante, così importante, venire a far vedere quanta storia, quanta roba buona che si può dire della nostra terra. Saluto speciale qua a Aldo e questo bravo lavoro che sempre fa con l'associazione. Grazie. Credo che siamo entrati in un secondo nell'atmosfera dell'Associazione Veneti nel mondo ed è quello che quotidianamente facciamo con tante comunità all'estero. Do il benvenuto alle autorità presenti in sala. Invito per un saluto l'assessore alla cultura Giovanella Capion del comune di Bassano. Per noi questo è un evento importante perché la storia dei Veneti deve far parte di quella che è la formazione dei nostri giovani, quindi vedere un ragazzo che rientra che parla la lingua che era di tanti anni fa, perché dei termini che lui dice ormai sono da noi scomparsi, ci riempie il cuore di gioia, quindi grazie veramente. È importante e ringrazio anche le contesse Bianchi Michel che sono sempre generose con Bassano e con il territorio, perché la loro casa è sempre aperta a tutte le manifestazioni con cui noi collaboriamo. È veramente commovente vedere che un territorio si unisce in una storia che è quella veneta, che va oltre i confini italiani e europei. Grazie. Questa sera chiudiamo allora con 2 relazioni. Fortuna, declino e ritorno della cultura promiscua nel Veneto con Viviana Ferrario, professoressa dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, e le ville venete, testimoni culturali di colloquio con il paesaggio veneto con Amerigo Restucci, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete. Buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento
agli organizzatori, ad Aldo Rozzimarin per avermi invitato a questa rassegna che, come dire, è sempre un onore venire in posti così belli e poi vedere la sala così piena, è veramente una grande soddisfazione. Ecco, allora sono particolarmente grata perché ho l'occasione di parlare di uno studio, come dire, molto lungo, che è un po' il mio passatempo, se vogliamo, da diversi anni, uno studio che ho portato avanti nel corso di quasi 15 anni di lavoro, che ha visto una serie di attività sia, diciamo, in archivio che sul campo, parlando con gli agricoltori, e che è nato con il desiderio di restituire alla storia del Veneto, anzi alla geografia storica, perché io sono una geografa, un capitolo che era rimasto quasi, come dire, era quasi scomparso, si era quasi dimenticato. Quindi l'obiettivo di questo lavoro è stato proprio quello di ricordare in qualche modo, no? Si faceva prima riferimento alle memorie. Allora, questa presentazione sarà divisa in 4 parti. La prima parte riguarderà, diciamo, la definizione della cultura promiscua. Cos'è questa cultura promiscua? Un termine specialistico, che quindi non è il termine comune con il quale abbiamo sempre chiamato questo paesaggio, poi vedremo di cosa si tratta. In una seconda parte vedremo appunto la fortuna della cultura promiscua nel momento storico in cui si è stabilizzata nel nostro territorio, un periodo di declino che l'ha interessata in un certo momento storico e poi l'attuale ritorno. Ecco, credo che l'attuale ritorno della cultura promiscua, sia come patrimonio che come modello, sia un po', come posso dire, quello che rende attuale questo studio, cioè che lo fa uscire dall'archivio, che lo fa uscire dal semplice racconto diacronico per farlo entrare nel futuro. Questo è un po' quello che mi ripropongo di fare. Quello che racconterò è anche in parte pubblicato in questo libro che è uscito nel 2019 per i tipi di CR, questa editore di Verona, e poi in un recente articolo su una rivista internazionale che appunto parla soprattutto delle proposte per una sorta di futuro di questa cultura promiscua. Allora, cos'è la cultura promiscua? Beh, noi quando pensiamo alla cultura della vite abbiamo in mente sostanzialmente un paesaggio di questo tipo, cioè un vigneto specializzato, quindi in una particella, in un lotto di campagna c'è una sola cultura, quella della vite. Ecco, questo sistema è relativamente recente perché un tempo nel Veneto, ma in gran parte d'Italia e anche in altre parti d'Europa, la vite si coltivava invece in un modo completamente diverso, cioè associata all'albero che veniva utilizzato come tutore vivo, quindi al posto dei pali, degli attuali pali, e intercalata con coltivazioni a seminativo, quindi non so, cereali piuttosto che ortaggi, fiori e altri tipi di colture da seminativo. Diciamo, il termine cultura promiscua nasce per indicare questo tipo di coltura sostanzialmente intorno alla metà dell'Ottocento. Si tratta di un termine che nasce in ambito statistico e viene poi esportato, in particolare usato molto dagli storici, quindi storici e anche geografi usano questo termine per indicare questa forma culturale che viene anche come dire, presentata come specifica dell'Italia, tant'è vero che ancora oggi il termine cultura promiscua viene utilizzato nella letteratura internazionale per definire questo specifico paesaggio e un altro modo per definire questa modalità di coltivazione della vite è proprio vite coltivata all'italiana. Quindi era in qualche modo un paesaggio tipico italiano, era percepito come tale e vedremo come di fatto nella penisola assumesse in realtà delle forme molto diverse. Quindi rimane fermo il principio dell'associazione tra questi 3 elementi, ma le forme che prende il paesaggio sono anche molto diverse tra loro. Qui per esempio vediamo alcune immagini d'epoca risalenti agli anni 50 e 60 che mostrano la cultura promiscua, vedete la vite coltivata utilizzando l'albero e i rami dell'albero come tutori all'interno di campi a seminativo con alberi isolati. Nell'immagine di destra vedete appunto un anziano viticoltore che sta potando la vite, quindi è salito sull'albero e sta potando i tralci della vite che vedete pendere dall'albero. Ma le forme possono essere anche molto diverse e alcuni di questi, sotto forma di frammenti, alcuni di questi paesaggi si sono conservati tuttora. Questa è l'immagine per esempio dell'alberata d'Asprigno, che è ancora abbastanza diffusa nella zona di Caserta, nel Casertano, appunto una delle aree dove la cultura promiscua sia ancora in parte conservata.
Se noi, ci sono stati degli studiosi, dei geografi in particolare, che hanno dedicato degli studi approfonditi su questo tema, a questo tema. Uno di questi è Henri Desplanques, un geografo francese che ha svolto la sua tesi di dottorato in Italia studiando l'Umbria in particolare, una delle patrie della cultura promiscua, e durante questo studio pubblica un articolo in cui pubblica queste due bellissime mappe, secondo me, che danno proprio l'idea di come la cultura promiscua fosse diffusa nella penisola italiana. Vedete che il Veneto ha ovviamente una particolare importanza proprio nell'area di diffusione, che come vedete riguarda soprattutto il centro Italia e la parte orientale della pianura padana. Nell'immagine di destra vedete anche tutti gli alberi che all'epoca, quindi nel 1929, qui la fonte insomma è il catasto agrario, venivano utilizzati come sostegni vivi, e vedete che c'è una varietà veramente sorprendente: aceri, olmi, pioppi, noci, frassini, tutti gli alberi da frutto, salici, olivi e gelsi. Quindi insomma tutti gli alberi conosciuti, sostanzialmente tutte le latifoglie conosciute, potevano essere utilizzate per sostegno della vite. Che forme prendeva questo paesaggio nel Veneto? Lo vediamo attraverso alcune fotografie d'epoca, non facili da trovare, ne parlavamo prima conversando. In effetti forse la vite non era considerata ancora un soggetto fotografico interessante, per cui veniva poco fotografata. Però quel poco che si ha, ecco, lo si può utilizzare per identificare quali erano le forme con le quali venivano associate anche nella nostra regione, sia in collina che in pianura, l'albero, la vite e il seminativo. Nell'immagine in alto a sinistra vedete appunto una sistemazione collinare, mentre nell'immagine in basso a destra vedete una sistemazione di pianura, in particolare una sistemazione a cavino, o alla padovana, con il colmo del campo disposto nel verso della lunghezza, una sistemazione tipica proprio della nostra zona e molto diffusa un po' in tutta la pianura veneta. In questa immagine zenitale siamo nell'area di Cittadella, e qui vedete proprio i cavini in maniera molto chiara, con queste strisce di terreni seminati e intercalati da queste teorie di alberi. Qui le viti non le vediamo perché siamo troppo distanti, ma possiamo ipotizzare che ci fossero. Un'altra immagine ancora che descrive questo paesaggio. Qui siamo invece nella Sacisica, quindi ci spostiamo a sud della città di Padova, e vediamo appunto, qui si vede, la foto è un po' presa un po' in inclinata e c'è un po' di ombra, quindi si vede ancora meglio la sequenza degli alberi, no? Che segnano i limiti dei campi. Nell'immagine di destra ci spostiamo nel Trevigiano, giusto per dire che questo paesaggio era diffuso in tutta la nostra regione, e vediamo proprio a confronto la cultura promiscua sulla sinistra e sulla destra invece una cultura specializzata, dove quindi nella particella c'è soltanto una forma culturale. Anche in collina la situazione era analoga. Qui siamo sulle colline del Veronese e vediamo appunto l'alternanza tra filari di vite, filari di alberi, anche maritati tra di loro, e i seminativi. Così come in quest'altra immagine che invece rappresenta una zona delle colline trevigiane, la zona della produzione del prosecco, per capirci, dove appunto si vede con molta chiarezza, perché la foto è una foto primaverile o estiva, vediamo con molta chiarezza le alternanze tra i filari di alberi, le viti, a volte maritate, a volte intercalate, e i seminativi di diverso tipo. È un'immagine che abbiamo perduto completamente. Noi oggi non abbiamo quasi più, anzi ci sono rimaste veramente pochissime tracce di questo paesaggio, che pure era così diffuso in tutta la nostra regione. Ecco, in queste immagini, in queste cartografie, oltre alla cartografia di Desplanques, ne ho aggiunte altre due che ho realizzato io sulla base di dati d'archivio o dati cartografici storici, in cui si vede in basso a sinistra la distribuzione della cultura promiscua all'inizio del Novecento, e in alto a destra invece risaliamo addirittura all'età moderna. La fonte utilizzata per questa mappa è l'Estimo Trevigiano del 1542, che ci mostra la densità, la superficie territoriale occupata dalla cultura promiscua in percentuale. E vedete come la cultura promiscua era diffusa soprattutto nella bassa pianura, ma non era, esisteva, insomma, era molto presente anche in alta pianura. Un altro diagramma ci mostra, basato sugli atti preparatori del censo stabile, una documentazione d'archivio conservata in Archivio di Stato a Venezia, descrittiva,
Ecco, traendo diciamo, le informazioni da queste descrizioni è possibile ricostruire le forme che la cultura promiscua prendeva. Qui abbiamo preso solo alcuni degli esempi, giusto per far capire la varietà con la quale, che riguardava, non so, la distanza tra i filari, la distanza tra albero e albero, la modalità di accoppiare i filari di alberi tra di loro, a volte singoli, a volte a coppie, e anche il numero di viti che venivano maritate, si diceva così, quindi c'era questa idea dello sposalizio all'origine di questa associazione, le viti che venivano maritate al singolo albero, potevano essere 2, 4, anche 6 a volte, a seconda ovviamente delle caratteristiche del terreno, delle caratteristiche climatiche e della fertilità. Si tratta in realtà di una forma culturale molto molto antica, che risale certamente ad una epoca precedente all'epoca romana, ma che viene documentata per iscritto nella letteratura latina. Qui ci sono 2 citazioni tolte da Virgilio e da Plinio, quindi una poetica e l'altra invece, chiamiamola prosa poetica perché di fatto ha un suono molto bello, in cui si parla proprio di questa abitudine di aggiungere, legare le viti agli olmi, centro Italia, e Plinio invece, che sta parlando del centro Italia, si sposta con il pensiero nella pianura padana e addirittura specifica che nel Veneto si usava per arbustare i campi, scusate, il salice a causa dell'umidità del suolo, a testimoniare la specificità, diciamo, della nostra regione e anche in questa cultura. Questa forma culturale di associazione tra albero e vite si riscontra nella documentazione iconografica per tutto il Medioevo, ma la cosa sorprendente è che negli studi più recenti, invece, ad un certo punto il Veneto sembra scomparire dagli studi internazionali. E questo è, come dire, per me è stato un punto d'onore, quello di poter dimostrare che invece anche il Veneto fa parte dei territori della cultura promiscua. C'è un momento, intorno alla metà del Novecento, in cui il concetto di cultura promiscua viene sostanzialmente applicato all'Italia centrale, viene fatto coincidere con le regioni dell'Italia centrale, Toscana, Umbria, Marche. Mentre invece noi sappiamo, ma lo sappiamo perché, come dire, allora si era quasi già persa la memoria, ecco, noi lo sappiamo perché abbiamo ricostruito questa memoria, che di fatto il Veneto faceva parte appunto della zona di produzione della cultura promiscua. Secondo capitolo, quando si afferma questo paesaggio della cultura promiscua nella nostra regione, qui, come dire, già Emilio Sereni, il grande storico dell'agricoltura che ha scritto la storia del paesaggio agrario italiano, suggerisce un'ipotesi, cioè quella che la cultura promiscua si diffonda con maggiore intensità a partire dal 400-500, e ci sono altri studiosi, penso in particolare a Dennis Cosgrove, questo geografo inglese che ha studiato la nostra regione e che ha coniato l'espressione paesaggio palladiano, ecco, che sostiene appunto che la cultura promiscua di fatto viaggia insieme alla costruzione del paesaggio palladiano, che è anche, come dire, il paesaggio in cui le ville venete rappresentano il fulcro, se vogliamo, no, di tutta l'attività legata alla civiltà di villa. Allora qui un'immagine di una villa stranota che tutti conoscete, con questo relitto di cultura promiscua. Questi gelsi erano probabilmente proprio degli elementi di uno di questi filari, anzi un doppio filare, appunto di vite maritata. Gli storici hanno dimostrato che questa è una vecchia ricerca molto nota, è stata molto, come dire, una ricerca fondativa, diciamo, che ha mostrato con un'analisi molto dettagliata come a Lisiera, nel Vicentino, si possa ricostruire anche quantitativamente l'aumento, la messa a dimora crescente della vite nel corso del 400. E poi abbiamo degli storici che se ne sono occupati. Franco Cazzola, uno storico dell'ambiente emiliano, se ne è occupato per l'Emilia Romagna. Ecco, l'Emilia Romagna invece è riconosciuta tra le regioni della cultura promiscua perché molti studiosi se ne sono occupati, l'hanno studiata in quella regione, mentre da noi è andata proprio un po' perduta come idea. E ecco, l'ho inserito questa citazione perché mi piace molto l'idea che Cazzola propone, cioè che l'estendersi della cultura promiscua a partire dal basso medioevo e poi crescendo tra 4 e 500 si possa rappresentare attraverso questa figura del disboscamento e della riforestazione ordinata. Dovete immaginare che nell'età antica, insomma, la pianura padana ricomincia
ad essere forestata come era forse un tempo, no? Prima che venisse civilizzata, per così dire, e nel tardo Medioevo la contrazione demografica fa sì che la foresta ricominci a espandersi e quindi che le popolazioni si raggruppino nelle città e le campagne vengano abbandonate. In seguito invece ricominciano i dissodamenti, quindi anche ovviamente la deforestazione, ma quegli alberi che sono stati tagliati dalle foreste vengono ripiantati lungo i campi o in mezzo ai campi, appunto, in maniera ordinata. E poi c'è tutta una enorme letteratura, cosiddetta letteratura georgica, gli storici la chiamano così, che è tutta quella che precede, sono i trattati di agricoltura che precedono l'agronomia moderna, per così dire. Ecco, questa fonte è stata una fonte fondamentale per la ricerca perché ha consentito di leggere direttamente nelle parole di chi vedeva questo paesaggio crescere intorno a sé come era fatto, quali erano le forme che prendeva. Qui per esempio c'è una citazione da questo trattato dell'agricoltura di Messer Africo Clemente Padovano, pubblicato a Venezia nel 1572. Venezia è stata nell'età moderna il principale centro di pubblicazioni legate all'agricoltura nel mondo, quindi avevamo un primato veramente straordinario all'epoca. Ma non solo la letteratura, diciamo, come dire, seria si occupava di questo, ma anche la letteratura più faceta, se vogliamo. E la citazione che sta nella parte alta della slide è tolta dallo Studio del Boaro di Lucio Marchesini in lingua pavana, che è un po' scherzosa ovviamente, in cui si prendono anche in giro i grandi trattatisti di agricoltura del passato, mentre invece la seconda citazione è tolta da un vero e proprio serio, diciamo, trattato di agricoltura tardo seicentesco che ci racconta come veniva potata la vite maritata agli alberi in Bisintina anzi. Non sono solo queste scritte le fonti che abbiamo utilizzato, ma in realtà ci sono anche molte fonti iconografiche di età moderna che si possono utilizzare per avere dei suggerimenti, diciamo, su come poteva che forme poteva prendere il paesaggio della cultura promiscua. Qui vedete dei disegni 5-6centeschi, altri disegni, questi sono tutti presi tra gli archivi di Padova e di Stato, di Padova e di Venezia, e qui possiamo immaginarci la forma, insomma, che potevano prendere questi paesaggi. Vedete come la villa nell'immagine di destra rappresenta veramente il fulcro di questo paesaggio e tutto attorno si sviluppa il brolo, naturalmente, davanti alla villa, e tutto intorno si sviluppa la cultura promiscua della vite. Un altro caso molto simile, adesso magari accelero un po', qui siamo ormai nel Settecento, le prime rappresentazioni iconografiche invece di carattere pittorico le incontriamo un po' più tardi, nell'Ottocento. Qui vediamo un acquerello preso da un disegno fatto da questo pittore inglese che insieme agli stranieri che venivano in Italia per il Grand Tour osservavano con meraviglia questo paesaggio, ritenendolo particolarmente pittoresco, ovviamente, anche perché appunto non era diffuso nel nord Europa, era una caratteristica dell'Europa meridionale e in particolare, ripeto, dell'Italia. Quindi per loro era una grande curiosità e quindi i libri dei viaggiatori del Grand Tour sono pieni di riferimenti alla cultura promiscua. E infine vi mostro questo acquerello bellissimo, un po' più tardo, che ci mostra più da vicino come poteva essere questo paesaggio. Qui vedete la vite coltivata in alto, spesso i trattati di agricoltura parlano proprio della volontà di coltivare la vite in alto per proteggerla dalle brinate in particolare, no? Che arrivano fino a una certa quota e se la vite è coltivata in alto si salva dalla brina. Quindi c'è anche tutta una, come posso dire, in questi trattati ci sono dei saperi concreti, contadini se volete in qualche modo, che per noi possono essere ancora preziosi secondo me, e ne parlerò tra un momento. Ecco, non bisogna pensare che questo paesaggio sia stato sempre uguale a se stesso, al contrario, come sempre accade con il paesaggio si trasforma e così anche la cultura promiscua della vite è cambiata nel corso del tempo. Non riusciamo a documentarla in maniera dettagliata se non dall'Ottocento in poi, ma dall'Ottocento in poi abbiamo un sacco di informazioni
anche pubblicazioni come questa, questo fortunato volumetto di Giovanni Bottari che nel giro di pochi anni ha addirittura 3 edizioni e che propone una modalità di maritare la vite al gelso. La vite e il gelso non vanno tanto d'accordo perché quando la vite sta fiorendo è il momento di tirare via le foglie dagli rami del gelso per poter nutrire i bachi da seta e quindi c'è un problema di compatibilità. Allora Bottari cosa fa? Propone una sistemazione, diciamo, della vite sull'albero allontanando i tralci della vite dai rami in maniera da preservarli, appunto. Questo sistema lo vedremo ripreso, vedremo che esiste ancora. Adesso vi lascio un po' di suspense. Terzo capitolo. Ad un certo punto la cultura promiscua comincia a essere considerata, come posso dire, obsoleta, comincia a essere criticata. In nome della razionalizzazione, dell'innovazione, a partire dalla prima metà dell'Ottocento, la nascente scienza agronomica comincia a dire che è del tutto stupido maritare la vite all'albero perché hanno esigenze diverse, così come è poco razionale piantare gli alberi nei campi. E quindi la cultura promiscua comincia a essere criticata come irrazionale. E cominciano le proposte per sostituirla con le colture specializzate. Questa idea, almeno questo è quello che mi sembra di aver dimostrato insomma, con i miei studi, questa idea non nasce da noi, non nasce in Italia, viene importata dall'esterno, dall'Europa, in particolare dai paesi nordici e dalla Francia, dove, come dire, per ragioni climatiche e per ragioni storiche, piuttosto complesse che adesso non c'è il tempo di stare a raccontare, l'agricoltura aveva preso una piega, diciamo, molto più capitalistica rispetto alla nostra e è lì che in qualche modo comincia a rovesciarsi questo giudizio positivo che un tempo i viaggiatori avevano nei confronti della cultura promiscua e in generale del paesaggio agrario del nostro paese, e il giudizio invece comincia a rovesciarsi. Perché? Perché ciascuno di questi viaggiatori, quando scende in Italia, porta con sé il paesaggio che ha in mente, quello del suo paese, e inevitabilmente lo confronta con il nostro. Leggiamo allora questa pagina di questo agronomo tedesco che scende in Italia e ci dice, questa è una traduzione italiana della metà dell'Ottocento, ci dice così, questa ve la leggo tutta perché veramente merita, perché ci fa capire tante cose. Non c'è nulla che più meravigli lo sguardo dello viaggiatore che viene dal nord quanto quei filari paralleli d'alberi d'ogni specie che si innalzano in mezzo alle campagne di grano e dal piede dei quali le viti si sollevano, si arrampicano fino all'origine dei rami e vengono poi guidate da un albero all'altro a modo di ghirlande sospese in aria e cariche di frutto. Sentite anche il tono lirico, no? Con cui viene descritto questo paesaggio. Quindi il nostro viaggiatore ha perfettamente in mente questa letteratura che si è depositata prima di lui e che ha magnificato la cultura promiscua proponendola come un modello. Ma comunque ridente appaia a prima giunta la campagna, comunque siano pittoreschi questi alberi inghirlandati di viti, a poco il viaggiatore si stanca di questo aspetto uniforme che nasconde il paese e gli nasce voglia che i campi ordinati a viti siano alquanto più intrecciati da praterie e pianure scoperte. Ecco, queste praterie e pianure scoperte sono la rappresentazione a parole del paesaggio di origine del nostro viaggiatore che propone il suo modello e in qualche modo lo valuta più razionale, più efficiente del nostro. Ricavare ad un tempo dal medesimo campo un raccolto di grani e di vino è cosa che non può aversi che in un clima sì caldo come quello d'Italia. E qui c'è il riconoscimento della diversità climatica, no? Sgraziatamente si incontrano gran tratti di paese dove gli alberi d'alto fusto servono da tutori alle viti, con grave pregiudizio dell'agricoltura che vede i campi trasmutarsi per tal modo in foreste. Attenzione, adesso c'è il passaggio dalla valutazione negativa del paesaggio alla valutazione negativa della popolazione, che vengono associati in qualche modo. A tal gente irriflessiva importa poco la qualità del vino. Essi non badano che alle specie che producono molto e che reggono meglio alle vicende atmosferiche. E qui, come dire, si salta il palco, perché in un certo senso
pur criticando la cultura promiscua, il Borger ammette il fatto che c'è una razionalità in questa forma culturale, che è una razionalità che si è costruita nel corso dei secoli, quindi non è proprio una cosa che si può buttare via così velocemente. Ecco, come dire, nello stesso, poco dopo, insomma qualche decennio dopo, un po' alla volta lo sguardo dei viaggiatori comincia a essere fatto nostro dalle nostre popolazioni, dai nostri esperti in particolare. Qui per esempio, qui siamo 1882, questa è la famosa inchiesta Iacini, Alpago, Novello, Trevisi e Zava, che scrivono la monografia sul trevigiano, accettano in qualche modo e fanno propria il punto di vista dei viaggiatori in sostanza, e dicono così: con tal'ordine di piantagione è facile arguire che l'agricoltura veneta si diede più cura di dare al podere un bell'aspetto a mo' di giardino che di specializzare le varie colture arboree, eccetera, eccetera. Quindi ormai è accettato lo sguardo esterno, e anche da noi la cultura promiscua di fatto comincia a essere criticata fortemente dagli esperti. E tuttavia è ancora praticata largamente dai contadini. Tant'è vero che il vero tracollo della cultura promiscua comincia molto tempo dopo, comincia quasi 100 anni dopo. Lo vediamo bene in questo diagramma che mostra proprio il crollo della cultura promiscua sulla base di dati statistici. Io qui ho utilizzato una metodologia già sperimentata da Lucio Gambi per l'Emilia Romagna, quindi ho applicato proprio la stessa regola anche per avere un possibile confronto, e qui vedete come a partire dagli anni diciamo nel secondo dopoguerra in sostanza comincia ad affermarsi in maniera anche molto rapida l'idea che è necessario specializzare, modernizzare l'agricoltura. Tenete presente che nel frattempo sono cambiate molte condizioni al contorno. Ad esempio è arrivata la meccanizzazione in agricoltura, che comincia a considerare le piantate come di fatto un ostacolo. Oppure sono arrivati i combustibili fossili, quindi il legname che veniva utilizzato, il legname degli alberi che veniva utilizzato per il riscaldamento comincia a essere anche questo considerato obsoleto, e così via. Quindi ci sono una serie di concause, ivi comprese le politiche agricole che cominciano a essere applicate in Italia, come nel resto d'Europa, che cambiano la percezione e cambiano anche le pratiche. E quindi la cultura promiscua, lo si vede bene nell'immagine di destra, rapidamente scompare. Questa scomparsa è possibile documentarla in molti modi, compreso diciamo, attraverso delle cartografie. Qui vedete delle sequenze che mostrano questa trasformazione, a volte anche proprio radicale. Queste le passo veloci perché sono tutte molto simili, fanno vedere diversi tratti della pianura veneta, ma il processo ha dei rallentamenti e delle accelerazioni, ma di fatto insomma, è tendenzialmente lo stesso in tutte queste zone. Vi faccio vedere soltanto questa, mi soffermo un momento su questa doppia immagine che mostra lo stesso tratto di territorio in una fotografia del 1943 dell'Istituto Geografico Militare, e invece, scusate, del 29 dell'Istituto Geografico Militare, e a destra invece una foto contemporanea a noi. Vedete come la struttura profonda della campagna in realtà non si è modificata così radicalmente, almeno in questo luogo. E invece però tutte le piantate, questo era il nome che veniva dato al filare di alberi con le viti, tutte le piantate in qualche modo vengono fatte scomparire, sono sradicate, trasformate, appunto i campi in coltura promiscua vengono trasformati in campi in coltura specializzata, e la vite viene concentrata in un vigneto. Questa immagine vi dà proprio l'idea del prima e del dopo di questa grande trasformazione. Una slide che racconta le diverse cause che ho già vagamente accennato, e una considerazione invece di Lucio Gambi su questa idea che la scomparsa delle forme classiche della coltivazione della vite, quindi la cultura promiscua, di fatto sia l'assoggettamento della realtà rurale alla società industriale. Mi sembra una lettura tutto sommato condivisibile. La cosa sorprendente è che nonostante diciamo, il mainstream fosse quello dell'eliminazione di tutte le piantate perché erano ostacoli, erano obsolete, erano una cosa del passato che bisognava eliminare, nonostante questo ci sono stati numerosissimi agricoltori che hanno mantenuto alcune piantate, che hanno fatto un lavoro di selezione, spesso mantenendo magari la piantata che stava sul bordo del campo e dava meno fastidio, ecco, per capirci. Allora l'operazione che ho fatto nelle domeniche e nei sabati di un certo numero di anni, aiutata dagli studenti, aiutata dai collaboratori, eccetera, eccetera, è stato quello di andare a caccia di questi relitti rimasti. Ve ne faccio vedere uno.
a cui sono particolarmente legata, perché la persona che me l'ha mostrato era una persona tanto cara, come dire, questo anziano che si prendeva cura di questa piantata. Guardate se questa non è esattamente la forma suggerita all'inizio dell'Ottocento da Bottari. Cioè è impressionante come il paesaggio riesca a mantenere delle tracce per un tempo lungo, anche quando tutto intorno le cose cambiano. Ma ci sono diversi di questi relitti che ho potuto mappare, ho potuto incontrare, cioè scoprire, mappare, e ovviamente a questo punto mi è nata la curiosità di capire come mai si erano conservati questi relitti. E quindi ho anche intervistato gli agricoltori, mi sono fatta spiegare quali sono le ragioni per cui alcune piantate sono rimaste in piedi. Adesso non c'è il tempo di raccontarvele tutte, ma sarebbe bello poterlo fare. Come dire, le ragioni sono le più varie, vanno da quelle puramente funzionali. Non so, per esempio la vendita del vino sottobanco come vino da taglio, perché questi sono vini abbastanza, come dire, potenti, ha invece ai valori più legati all'emotività, al legame con la famiglia, per esempio, oppure all'opportunità durante le vendemmie di incontrare gli amici e i vicini di casa, eccetera, eccetera. Addirittura l'idea di svolgere un'attività all'aria aperta. Ecco, questo è un altro elemento che veniva dato come spiegazione del mantenimento di questi relitti. Ve ne faccio vedere alcuni. Le foto non sono sempre mie, a volte sono di studenti che una volta che hanno scoperto questa cosa impazziscono e vanno a cercarle dappertutto. Vado veloce perché sto occupando tutto il tempo e non ho ancora veramente 2 minuti. E come vedete c'è del lavoro in questo paesaggio. E questo lavoro è, diciamo, importante perché è quello che garantisce la continuità di questo paesaggio, la sua vita. Anche nelle zone di specializzazione vitivinicola, come per esempio quella del Soave, esistono ancora questi ciliegi. Le viti non sono maritate, ma i ciliegi, ma di fatto si tratta di una coltura promiscua. Salto, anche perché sono in inglese, non ho avuto il tempo di tradurle, scusatemi, perché arrivo invece all'ultimissimo capitolo, mi prenderà ancora credo 3 minuti, che parla del ritorno, perché la cosa sorprendente è che io mi sono trovata durante la ricerca a scoprire che non ero la sola che si stava interessando a questo tema, ma che invece prima di me, e ne sono stata veramente felice di averlo scoperto, qua e là alcuni appassionati, alcuni anche appassionati pratici, diciamo, avevano provato a ricostruire la coltura promiscua. E quindi, per esempio, si può visitare il Museo Vivente del Dominio di Bagnoli in provincia di Padova, dove il proprietario ha costruito una specie insomma, sono accumulate una serie di diversi tipi di colture promiscue della vite, che hanno proprio lo scopo di mostrare come funzionavano questi sistemi, fino ad arrivare alla villa Minelli a Ponzano, di proprietà della famiglia Benetton, dove, grazie anche alla ricerca d'archivio, sono stati ricostruiti dei filari appunto di vite maritata. Oppure a questa cantina di Tezze di Piave, dove il proprietario ha voluto ricostruire la bellussera maritata al gelso, da cui produce un vino che poi vedremo alla fine piuttosto interessante. Ma la cosa più interessante è che anche le autorità pubbliche hanno cominciato a riconoscere l'importanza di questi frammenti, e questo penso che alcuni di voi lo conoscano perché è stato molto, diciamo, pubblicizzato anche sui media. Questa è la coltura promiscua di Baver, che viene chiamato vigneto, ma che è una coltura promiscua in realtà, perché come vedete in mezzo c'è il prato, e quel prato ha un valore culturale, che è stato classificato dal Ministero della Cultura, quindi ha avuto un vincolo culturale nel 2015. Quindi anche il Ministero della Cultura riconosce il valore di questo elemento del paesaggio storico. Qui avrei alcune slide sui diversi riconoscimenti che sono stati dati a questa coltura promiscua, non mi soffermo. La coltura promiscua è entrata come pratica agricola tradizionale nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, ma quello che mi interessa mostrarvi per finire è come la cultura promiscua non solo sia un elemento importante da conservare, questi frammenti che noi abbiamo ereditato sono importanti da conservare, ma la cultura promiscua contiene anche, come spesso i paesaggi agrari storici, delle lezioni alle quali ispirarci per immaginare i paesaggi rurali del futuro. Ecco, non c'è il tempo di entrare nel dettaglio, ma la cosa con la quale vorrei concludere, che è una sorta di messaggio anche, come posso dire, se vogliamo,
un po' rivoluzionario, è quello che noi oggi abbiamo un'agricoltura francamente poco sostenibile, lo sanno anche gli agricoltori, ma che c'è la possibilità di migliorarla. Ci sono studiosi che stanno ragionando su questo e che propongono per esempio una transizione ecologica in agricoltura, una agroecologia, che dovrebbe essere la traiettoria che dobbiamo assumere veramente nei prossimi anni se vogliamo veramente uscire dalla crisi nella quale siamo finiti. Ecco, ci sono degli studiosi che propongono l'agroforestazione, una tecnica culturale che ha delle straordinarie somiglianze con la cultura promiscua, nel senso che si ispira non tanto alle forme della cultura promiscua, ma ai principi che la cultura promiscua propone, cioè l'idea che mescolare le colture, contrariamente a quello che dicevano gli agronomi ottocenteschi, oggi noi riusciamo a dimostrarlo anche scientificamente, ha degli effetti positivi sia sulle colture stesse che sulla fertilità del suolo. Ecco, vi lascio con queste immagini di colture promiscue effettivamente realizzate, che stanno funzionando piuttosto bene, anche qui nel Veneto, anche grazie a delle politiche agricole che le hanno incentivate, ma non dobbiamo dimenticarci nell'inseguire questi paesaggi promiscui del futuro, che è un nostro dovere conservare anche quelli del passato e che per farlo è necessario mantenerli in produzione. Ecco, il fatto di poter mantenere in produzione i paesaggi rurali storici garantisce, grazie appunto ad un mercato che è disposto a pagare per avere la storia del paesaggio agrario all'interno della bottiglia di vino, ecco, è possibile contribuire a mantenere questi paesaggi. Grazie. Grazie, chiamo il professor Restucci per la seconda relazione di questa sera. Ricordo allora il libro della professoressa Viviana Ferrario, Letture geografiche di un paesaggio storico, la cultura promiscua nelle vite nel Veneto. E il libro che avevo portato per rinfrescare i concetti di Dennis Cosgrove e il paesaggio palladiano. Due libri fondamentali per capire questa tematica. Diamo inizio allora con la relazione del professor Restucci, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete. No, intanto non nascondo un'emozione, perché la relazione che ci ha fatto la collega Ferrario adesso mi ha messo nell'ottica di cercare di essere all'altezza della scientificità delle cose che ci ha detto. Il tema che la capacità organizzativa di Rosemarin mi aveva posto dentro il ciclo di conferenze che organizza, che stanno nella condizione da un lato di portare dentro le ville segmenti culturali e dall'altro l'occasione di dissodare la storia del Veneto, anche di altri particolari della nostra storia, valorizza le ville stesse. Ci troviamo oggi in una villa preziosa, poi dirò delle cose nel corso delle note che sto proponendovi. Ecco, però il tema che mi aveva dato Rosemarin era la Villa Veneta, le ville, testimoni culturali e del colloquio con il paesaggio veneto. E non v'è dubbio che sia così, perché alle spalle di questa riflessione c'è il fatto che le ville venete catalogate, che fanno parte dell'attività strategica dell'Istituto Ville Venete, ma poi anche della Regione, sono 3.800, ce ne sono anche altre, ma 3.800 sono quelle che fanno parte di un catalogo che vede le ville essere state catalogate, studiate e messe a dimora nelle pagine della storia. Chi volesse scoprire l'identità delle ville potrebbe entrare nel sito dell'Istituto Regionale Ville Venete e cliccando sul nome della villa trova tutte le notizie. Per venire qui, oltre ad aver approfondito dei temi, ho schiacciato il tasto relativo a questa villa, sono venute fuori 4 pagine di notizie che mi hanno ulteriormente spiegato dove stavo per arrivare, che cos'era. L'avevo vista anni fa passandoci davanti, e però insomma, questo spiega come le ville sono proprio testimoni di una identità culturale del Veneto. Devo anche dire che nella misura in cui le ville
Palladiane sono forse 9, alcuni storici dicono che sono 11, compresa quello dove ci troviamo questa sera, dove la parte palladiana sono le Barchesse, poi sono stati interventi nel 600 e sistemazioni ulteriori. Che nella misura in cui si impaginano nel territorio veneto possono essere ville che portano avanti non solo il rispetto di loro stesse, quindi con restauri, sistemazioni, messe a dimora degli spazi interni che si offrono anche ad attività varie, ma sono anche legate al contesto che gli sta attorno. Quando Palladio interviene nella progettazione delle prime ville che gli vengono affidate dalla nobiltà e dalla grande saggezza di quelli che intervenivano nel territorio veneto, si pone il problema di fare non solo l'architettura ma anche le cose che gli stanno attorno. E quindi oggi la villa, un po' di buoi sono scappati dalle stalle, ma nella gran parte dei casi le ville hanno ancora attorno lo chiamo paesaggio, un territorio agricolo coltivato che è diventato paesaggio, e nel momento in cui la Regione Veneto ha impostato il proprio piano paesaggistico, che dovrebbe essere concluso entro un anno, probabilmente ci saranno lunghezze, le ville possono avere proprio una norma che dica il paesaggio veneto è governato da tanti altri fattori, ma soprattutto da 3.800 ville che sono dei birilli culturali che nel momento in cui si salvaguardano col piano paesaggistico veneto anche quello che gli sta attorno, possono essere proprio eredi di una storia. E quindi non solo una storia come ha detto la Ferraio, di una cultura promiscua che identifica un paesaggio, ma anche di una storia che può continuare a far sì che il Veneto si ponga come una regione da guardare. Se questo si facesse, sembri paradossale che noi dobbiamo inserire dei viaggiatori da incuriosire per continuare a girare per le terre venete, che sembra paradossale dirlo, ma Venezia, che ha questa sua storia, in termini possiamo chiamare turisti o viaggiatori, è la quinta città per numero di viaggiatori o di turisti, mentre sono al primo posto Pompei, il Colosseo a Roma e altre. E mentre Venezia è al quinto posto, il Veneto invece è al primo posto per quantità di viaggiatori. Ma perché? Perché ha le tante ricchezze che lo contraddistinguono, non solo per storia ma anche di paesaggi, perché ha la montagna con Cortina e dintorno, le Dolomiti, le grandi città, Padova, Treviso, Vicenza, poi si scende sulle zone collinari e poi si arriva alle lagune, Caorle e Venezia. Ecco, se questo è un tema da portare avanti sistemando un po' meglio l'approccio col territorio, le ville possono essere proprio elementi identitari. Ecco, ma come si arriva al concetto di villa, per arrivare a dire perché sono importanti? Ecco, la villa nasce nella storia dei popoli, soprattutto del nostro territorio nazionale, addirittura nel periodo romano, si consolida ai tempi di Augusto e si sviluppa anche dopo. La Ferrario aveva citato Plinio che racconta l'importanza che ha la villa nel contesto del territorio romano. E le ville erano duplici, c'erano le ville urbane, qui ne vedete una che viene così riportata, quindi ha una sua forte apparenza architettonica, e poi c'erano le ville rustiche, quelle che si sviluppavano nel territorio, che erano caratterizzate da una parte, vedete nella zona centrale della casa del padrone, e accanto edifici per vittuarie, per sistemare i prodotti raccolti dalla campagna. E quindi c'era una presenza nel territorio dell'impero romano. In questo caso sono situazioni che si sviluppano nel Basso Lazio e in Campania, ma ce ne sono in Basilicata, in Puglia, ancora con tracce leggibili oggi. Ecco, erano quelle ville che vedevano il proprietario che costruiva la villa e intorno però gli edifici per i villici, sia per i villici che lavoravano alle dipendenze del padrone, anche per raccogliere le vittuarie. La villa Adriana a Tivoli è una testimonianza che vede la parte del padrone e poi i territori intorno che venivano coltivati. O ancora a Pompei il lacerto, insomma, di una villa importante che vedeva attorno alla costruzione architettonica anche la presenza di terreni coltivati. Quindi Pompei, che vediamo oggi non per la bellezza delle ville che si ritrovano, affreschi e quant'altro, ma anche il nesso inscindibile che c'è col territorio
coltivato attorno. L'attuale direttore generale dei Musei d'Italia del Ministero dei Beni Culturali, Massimo Osanna, ha diretto Pompei per 10 anni e ha tirato fuori una serie di risultati che hanno fatto sì che si leggesse Pompei anche per i nessi agricoli che erano intorno alle costruzioni. Ecco, quando il periodo romano poi va scemando, alle ville si associa che cosa? Si associa nel periodo romano, poi, via via che l'impero romano cedeva alla cristianità avanzante, l'identità delle parti del territorio, una gran parte delle ville sono diventate monasteri, e qui è il Monte Cassino, che conosciamo tutti molto bene anche per la drammaticità poi del bombardamento che c'è stato. La villa iniziale di Monte Cassino, ereditata dai monaci, diventa poi una abbazia con tutto il suo contorno, ma l'eredità, ecco, era di una villa romana presente nel territorio. Quando poi la villa comincia ad avere importanza, la cosa avviene nel Rinascimento, vale a dire con Leon Battista Alberti, che è il noto personaggio della cultura architettonica, ma che amava molto scrivere, pubblica questo testo nel 1442, De Re Edificatoria, che prendeva per mano l'eredità di Vitruvio. Vitruvio era l'architetto che aveva lavorato ai tempi di Augusto e che aveva scritto i 10 libri sull'architettura, dove nel quarto libro spiegava che importante nel territorio è dare dei segni architettonici che qualifichino il territorio extramenia. E Leon Battista Alberti riprende nel suo De Re Edificatorio, decisamente legato a Vitruvio, e spiega nei suoi libri di architettura come, questo era il frontespizio vitruviano, mentre quello era Alberti, spiega come si possono costruire degli edifici che, memori dei caratteri stilistici che diamo alla città, possono qualificare anche il territorio della campagna. E allora nel 400, forte di questa componente teorica di Alberti, sono soprattutto i medici che prendono in mano, nel momento in cui consolidano il potere nella città di Firenze, quindi edifici nella città che non sto a enumerare, Palazzo Medici, ma poi Strozzi e gli altri, e Rucellai, consolidano una presenza dell'architettura della città nel territorio. Questa è la Villa Medicea di Fiesole, che mantiene queste caratteristiche un po' austere, ma c'ha attorno una serie di sistemi coltivati che fanno capire che anche il potere medicio, che dava di se stesso un'immagine nel territorio, aveva bisogno di dire che si coltivava anche quello che c'era fuori. E con i Medici si va consolidando poi la bellezza della villa, diventano sempre più caratteri stilistici un po' manierati ma esaltati. Qui è Giuliano da San Gallo, siamo alla metà del 400, quando Lorenzo il Magnifico ha consolidato il suo potere sia politico che economico e fa costruire questa villa di Poggio a Caiano, che vedete ha questo pronao che la caratterizza nella parte centrale, che richiama proprio uno spunto che Giuliano da San Gallo prende da Leon Battista Alberti, il quale aveva detto: cogliete gli elementi stilistici della città e inseriteli anche negli edifici delle ville. Questa è molto intrigante, una villa voluta proprio da Lorenzo il Magnifico, con affreschi all'interno, ma non è da meno poi il Ferdinando dei Medici con la Villa Ferdinandea, o meglio conosciuta come Villa di Artimino, che è affidata a Bernardo Bontalenti. Siamo passati un po' avanti e Bernardo Bontalenti gioca qui il tema oddio, è risuccesso lo schema di prima. Ma che cosa faccio? Non ho capito. Allora devo spostare la mano a destra. Ecco, va bene. E quindi se Bontalenti costruisce la villa di Artimino, i Medici incaricano diversi progettisti di costruire altre ville. Questa è la villa del Trebbio, vedete, la vedremo poi in una foto, che ha questa torre, per spiegare che era anche una torre che dava consolidamento anche difensivo alla villa stessa, e intorno cominciano a essere le colture. E questo è un pittore fiammingo, Giusto Dutens, che agli inizi poi del tardo 400 dipinge per conto dei Medici con una serie di lunette oggi conservate a Palazzo Medici Riccardi, nella parte museale del palazzo, perché metà è la provincia di Firenze, per metà è museo, e fa queste lunette che io trovo straordinarie, perché vedete accanto alle ville, questa è un'altra villa, la Magna, e vedete la villa con un suo carattere quasi di austerità contadina, questo senza nulla togliere all'importanza dell'austerità contadina, ma attorno tutte le colture.
E quindi la villa era, come si diceva in precedenza, un qualcosa che faceva sì che ci fossero intorno delle colture. Questa è la villa del Poggio, sempre fatta dai Medici, e guardate l'intrigante sistema di vegetazioni che gli sta attorno, ma erano vegetazioni che erano controllate dai proprietari. Questa era quella iniziale che vi ho fatto vedere nella lunetta di Giusto Dutens, il Trebbio, che ha questa torre che richiama decisamente il segno della città, quindi la torre della signoria, più resa, più austera, quindi sembra quasi un castello difensivo, ma attorno, questa è una villa voluta proprio da Lorenzo il Magnifico, affida a 2 dei suoi figli le colture della zona del Mugello, che era poi la zona da dove i Medici provenivano. Quindi, come vi accorgete, c'è sempre un intreccio tra la villa stessa e il territorio da governare, che diventa via via poi paesaggio. Qui siamo nelle ville intorno a Roma, questa è la Villa Madama, attualmente di proprietà dello Stato, dove spesso si fanno delle conferenze, invitano persone che vengono dall'estero, perché quando vengono cercano di spiegare che non c'è solo Roma con la sua austerità architettonica e le sue articolazioni, ma c'è anche qualcosa che gli sta intorno, che è il verde, il paesaggio e il contesto paesaggistico. E così ci sono anche le altre ville romane, Villa Albani e Villa Giulia. Qui ne vedete un plastico che testimonia ancora una volta la forte qualità architettonica del progetto, ma anche quello che la caratterizza insieme. Questo è l'emisfero di Villa Giulia, è quella dove, per restare su fatti letterari, si svolge nell'Infeo la premiazione del premio Strega ogni anno. Ecco, però il tema della villa poi viene preso per in mano dal Veneto e quando... Vedete, i personaggi che poi hanno caratterizzato il sistema delle ville venete nascono soprattutto da che cosa? Volevo soltanto darvi alcune date, perché qui siamo di fronte a quello che è il mentore, il personaggio che fa sì poi che la cultura della villa si possa consolidare. E quindi qui siamo il Trissino, che non fa altro che portare avanti le sue ricerche sulla storia dell'architettura, sui schemi filosofici, sui scritti che pubblica, ma poi scopre a lavorare in una delle sue proprietà un giovane lapicida, che era il giovane Palladio, il quale nasce proprio come maestro di pietre, cioè lavorava come scultore. Solo che ero abituato quando facevo lezioni a delle date che ci aiutano. Palladio nasce nel 1514 e muore nel 1570. Quando viene scoperto dal Trissino lo porta nei suoi viaggi a Roma perché stava studiando da un lato la presenza di materiali storici, stava ristudiando i codici di Vitruvio che erano stati scoperti in una biblioteca di Monte Cassino. Quando va a Roma e porta con sé questo giovane lapicida, il giovane viene colpito da che cosa? Questa è un'immagine di quello che forse si doveva vedere nella Roma nel tardo 400, inizi 5, cioè la certi di architettura romana che, messo nella testa di un giovane che veniva dalle campagne vicentine, dovevano averlo molto colpito. D'altro canto si riesce colpiti anche adesso. Qui siamo nelle vicinanze del Teatro di Marcello. Questa è un'immagine di un pittore dei primi dell'Ottocento che non è lontana da quello che dovevano vedere agli inizi del Cinquecento. Quindi il Campidoglio sullo sfondo e le rovine romane che colpiscono moltissimo la fantasia di Palladio, il quale poi trasferisce su incarico del Trissino alla Villa Cricoli gli elementi che cominciano a caratterizzare la sua formazione. Allora vedete, nella parte centrale della villa lui viene molto colpito da torri angolari che ripropone qui quasi a creare degli schemi di guardia, che sono gli stessi che abbiamo visto nelle ville medicie. Palladio attraversa la Toscana, viene colpito dalla qualità delle ville medicie, d'altro canto è di fronte a numi tutelari della storia dell'architettura, Giuliano da Sangallo, Bontalenti, e quindi viene colpito da questo. L'altro personaggio che aiuta la formazione bramantesca, anche qui mi fa piacere dire due date, è 1514-1570, c'è l'altro mentore della figura palladiana, è Barbaro, che sta studiando anche lui, c'ha in mano un testo proprio per dire mi formo su una cultura storica, sta studiando anche lui quelli che sono gli elementi che vengono dalla tradizione romana.
e nel momento in cui prende anche lui per mano Palladio, lo porta con sé nel ritorno del Veneto. È proprio a Palladio che viene affidata la costruzione di Villa Barbaro a Maser, che come vedete riprende un po' quello schema della villa romana, cioè la parte padronale qui è di grande eleganza, poi Palladio torna su un tema che ritrovate costantemente nelle sue architetture, cioè viene colpito dall'arco di Costantino e l'arco di Massenzio, che li vede come lacerti nel foro romano. E che cosa erano l'arco di Costantino? Un grande timpano con colonne, così come anche l'arco di Massenzio. Forse avrei dovuto farvelo vedere, ma insomma ve lo lascio immaginare. E Palladio torna su questo tema del timpano con colonne nelle sue architetture. Ripenso a Venezia al Redentore, ripenso a San Giorgio, ma lo riporta nella parte nobile della costruzione delle ville. E qui nella villa di Maser c'è la parte centrale della villa e poi accanto gli edifici delle barchesse con le vituarie, come succede anche nella villa che ci ospita, ringraziando i proprietari qui questa sera, e però è il tema che si ritrova nelle altre. Questa è Villa Emo a Fanzolo, dove c'è la parte centrale della villa. Di solito alla parte centrale Palladio dava, come fa anche nel Redentore e anche a San Giorgio, l'idea di riprendere un tema dall'architettura romana o quella greca, cioè di dare alla monumentalità un elemento sopraelevato, una sorta di stilobate, e lo propone anche qui a Villa Emo. Ma qui ci sono immediatamente le barchesse che si saldano proprio alla villa, diventandone quasi un braccio operativo. Ma attorno non ci sfugga che c'è un paesaggio, certo ordinato, ma è un paesaggio con delle colture molto presenti. La malcontenta di Palladio, vedete che torna questo tema, io dico dell'arco trionfale, ma è abbastanza collegabile, il timpano con colonne, addirittura in questo caso con un pronao, quasi ripreso dai templi greci che vedevano il pronao essere l'elemento che stava davanti alla costruzione poi del Tempio stesso, e qui Palladio si esprime nella sua qualità maggiore. Siamo forse nelle opere della maturità, e qui arriviamo, casco in casa dell'avvocato Rozzi, perché è una forse delle ville più intriganti, però vedete il parco che gli sta attorno. Sembra adesso un giardino coltivato che ha una immensa paesaggistica, ma intorno c'erano proprio quelle coltivazioni che rendevano queste ville anche legate al fatto che sconfiggiamo l'idea che fossero le ville dell'ozio della nobiltà veneziana. Era la nobiltà veneziana che, quando si accorge che era stata scoperta l'America e che la padronanza delle capacità commerciali nel Mediterraneo veniva un po' a scemare, interviene del territorio costruendo la villa ma anche coltivando. Ci sono le relazioni molto belle delle persone che lavorano attorno alla villa, di contadini, sono le relazioni per esempio di Villa Emo, i proprietari che pagavano un quantum ai contadini, il numero di contadini, quindi la villa diventava proprio un luogo di governo del territorio. E si arriva fatalmente anche ad alcune altre ville come questa, insomma, nella Rotonda Palladio esprime al meglio di se stesso, nei quattro fronti, l'ingresso come attraverso un arco trionfale, vedete il pronao che caratterizza l'ingresso e lo stilobate come nel Partenone, insomma nella gran parte dei templi classici. E Palladio, riprendendo gli spunti che gli avevano dato sia il Trissino che Barbaro, che gli avevano fatto proprio leggere Vitruvio, aveva assimilato la regione di Leon Battista Alberti ed è un interprete raffinatissimo di queste cose che gli stanno attorno. Le altre ville sono proprio elementi di costruzione di qualche cosa che va governata. Ma quando poi la villa e il paesaggio che gli sta attorno cominciano ad assumere caratteristiche ancora più scientifiche, è nel momento dell'illuminismo francese. E d'Alembert e Diderot, due raffinatissimi cultori, uomini di cultura della Francia dell'illuminismo, pubblicano questa l'enciclopédie di d'Alembert e Diderot di scienze, arti e mestieri, e all'interno ci sono i 2 capitoli sul paesaggio che spiegano come si deve costruire ma rispettare i segni che vengono dalle colture della storia. Un po' come ha detto la Ferrario, quelle colture antiche che vanno mantenute anche oggi. E l'enciclopedia, questo era il frontespizio della pubblicazione di d'Alembert, siamo alla fine del Settecento, ecco, ma
sia D'Alembert che Diderot spiegano che il paesaggio va governato. Ma che cos'è il paesaggio? È molto bella leggere la voce dell'Enciclopédie che ci illustra i modi in cui si può leggere il paesaggio che ha fatto storia, ma come dobbiamo governarlo oggi. E sotto questo aspetto, senza nulla togliere ai nostri paesaggi, adesso ne vedete un'immagine di un paesaggio molto, molto, molto caratterizzabile, si dice subito che siamo in Toscana, no, si evince che siamo in Toscana. Però i francesi hanno saputo, proprio con delle normative che gli vengono dalla cultura illuminista, in tutti i piani regolatori dei comuni di Francia c'è il capitolo destinato alla qualità e al rispetto del paesaggio. E in Francia non v'è dubbio che se ci si va girando ci si accorge di paesaggi forse più governati di quelli nostri che fanno storia, ma che in alcuni casi abbiamo visto i buoi scappare dalle stalle. In questo caso siamo vicino a Montalcino, vedete il paesaggio toscano è fatto proprio non da un progettista, ma dai sapienti segni di chi coltivava, dei contadini che spesso hanno inserito questi elementi. E lo stesso avviene quando ci muoviamo poi nel contesto veneto, dove il concetto di paesaggio diventa proprio un'immagine figurativa. Ma chi coltiva culturalmente l'idea che il paesaggio possa essere un elemento che viene a caratterizzare la storia del nostro paese Italia è la pittura. Qui siamo con Piero della Francesca, che nasce nel 407 e muore nel 1492. Questo è il battesimo di Cristo di San Sepolcro, e dove alle spalle del Cristo, vedete, c'è il paesaggio, si riconosce proprio San Sepolcro, è il momento in cui la pittura rinascimentale abbandona quelle lamine gotiche del gotico che vedevano santi, figure di santi con lamine d'oro alle spalle, e cominciano a raccontare, come dice Alberti, le cose ea que sunt cum sunt, quelle che vedete le dovete raccontare. E Piero da Francesca insieme a Masaccio è uno dei primi che racconta questo. Ma a questo punto si comincia anche, gli storici del paesaggio, la Ferrario ha citato Sereni nel suo capitolo della storia del paesaggio agrario si fa carico di prendere i pittori che per primi hanno cominciato a descrivere le cose che gli stanno attorno e che quindi sono paesaggi. Qui è a San Sepolcro, proprio nella casa di Piero della Francesca, questa resurrezione di Cristo, alle spalle ci sono paesaggi riconoscibili proprio nel contesto del paesaggio toscano di San Sepolcro, ma pittori anche poi che vanno avanti. Nella Vergine delle Rocce di Leonardo, siamo 40 anni dopo Piero della Francesca, ma Leonardo scrive nei suoi commentari che per le figure di santi mi sono anche ispirato a Piero della Francesca, che dietro Cristo non ha avuto nessuna soggezione di mettere il profilo di San Sepolcro, era l'immagine che vi ho fatto vedere prima, e il paesaggio intorno a San Sepolcro. E Leonardo comincia a mettere paesaggi con sfondi anche di fantasia, mentre quello di Piero era piuttosto realistico, e però vediamo come la pittura diventa elemento che ci permette di salvaguardare il paesaggio. Quando arriviamo nella pittura veneta, Bellini, con questa presenza di Cristo tra le figure di santi, dietro c'ha paesaggi proprio riconoscibili nel contesto della zona di Conegliano e dintorni. Ancora Giorgione, la bellissima Tempesta conservata all'Accademia, vedete qui c'è proprio il rapporto uomo-natura, ma quello che sta alle spalle è proprio quel paesaggio urbano mescolato col paesaggio del territorio, e sono le chiavi di lettura che alcuni storici del paesaggio portano avanti quando legano l'architettura della città a quella che gli sta all'esterno. E sono gli elementi che permettono poi di andare anche a qualificare le cose che si fanno in questo momento. Come sapete, il penultimo sito UNESCO italiano, siamo ancora al primo posto con i 42 siti, mentre ci insegue la Cina, è stato quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, dove proprio un capitolo è dedicato alla pittura, che quindi ha spiegato come poi il dossier è stato approvato, anche per le curiosità che sono sottese a quei paesaggi, descritti da Cima da Conegliano, Lazzaro Bastiani e altri, e quindi la pittura ha aiutato a salvaguardare quel paesaggio, ma a salvaguardare anche quella che è l'identità delle ville, perché dentro le ville ci sono elementi proprio di cultura figurativa,
E qui diventa quasi una poesia paesaggistica, perché qua se giriamo intorno al Veneto non possiamo non disconoscere che questi siano proprio elementi di qualità del paesaggio e del territorio, con quelle cose che li caratterizzano come loro identità. Quello che ci ha aiutato è stata la Convenzione europea del paesaggio, che è stata poi ripresa nel codice dei beni culturali, che ha invitato le soprintendenze a stare attenti anche a quelle trasformazioni del territorio troppo rapidamente cangianti, e quindi ad avere delle norme dove i soprintendenti sono stati in grado di mantenere ancora, se ci si riesce, il rispetto di quello che gli sta attorno. E se caschiamo, se riflettiamo sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, qui c'è quella cultura che non è più certo promiscua, in buona pace di quello che la Ferrario con molta sicurezza professionale ci ha detto, e c'è questo intensivo agricolo che però è stato, io accompagnavo gli ispettori dell'UNESCO che erano venuti a capire se quello che era stato scritto rispondeva al vero, ed erano assolutamente entusiasmati dalla presenza di queste colture che diventano proprio, appunto, non è promiscua, mi scuso con la Ferrario, ma è proprio un elemento che caratterizza questa identità delle colline di Conegliano. Lo vedete anche qui, mentre giravamo con questi due svizzeri e un francese su queste colline, il francese chiedeva dove si poteva bere a un certo punto, però insomma lo svizzero si era portato dietro una bicicletta e aveva chiesto se poi il giorno dopo poteva girare. Ha detto sì, non certo tra i filari, ma ci sono i trattori intermedi che permettono di guardare le cose. E però io realmente starei concludendo. Ancora una volta la pittura ci aiuta. Questi sono i due bellissimi ritratti di Federico da Montefeltro e di sua moglie Battista Sforza, conservati agli Uffizi, i quali ritratti, proprio su istanza di Federico e Piero della Francesca, che aveva fatto quel battesimo col paesaggio, con quello che vedeva alle spalle dei due duchi di Montefeltro, ci sono il paesaggio Urbinate. Paesaggio Urbinate, questo è il retro dei due Dittico, che alla Galleria degli Uffizi, c'è il trionfo di Federico e il trionfo di Battista Sforza, ma dietro ci sono le colline di Urbino. Sono quelle colline che fanno capire che il duca Federico aveva anche impostato un governo delle campagne e del territorio, e faceva sì che i suoi possedimenti, il palazzo di Urbino e la villa di Federico nel contesto Urbinate, fosse un testimone di salvaguardia, di coltura ma anche di salvaguardia. E qui c'è proprio il tema che viene ripreso poi da Machiavelli, che nel 25° capitolo del Principe dice al principe: tu puoi governare e mettere i tuoi segni nel territorio, ma devi anche stare attento che per ben governare devi evitare che i torrenti vadano fuori e creare canali scolmatori, sistemare l'alveo dei fiumi, eliminare sterpaglie nelle campagne per evitare i fuochi, così si previene e si salvaguarda il territorio. Sono quelle cose che quando c'è stato questo disastro delle Marche vengono invocate dopo il disastro, bisognava fare prevenzione. E quando noi vediamo, soprattutto quando ci scappano questi tragici filmati nei telegiornali, il fiume delle Marche che non era stato governato, non era stato risistemato negli alvei e coi canali scolmatori, quando a Genova c'è stato il disastro del Bisagno perché il torrente era stato coperto massacrando la natura e quindi costruendo case proprio in luogo del vecchio alveo, non si fa prevenzione, come diceva Machiavelli, e si porta avanti invece. Sì, questi sono, vedete, un po' più da dettaglio. Cioè Federico chiede a Piero della Francesca: dipingi quello che io sto facendo, cioè le bonifiche del territorio, la sistemazione dell'alveo dei fiumi, e Machiavelli codifica queste cose. Questo bellissimo ritratto di Machiavelli di Santi di Tito, che proprio sta alla base di quel discorso di presenza della qualità del territorio. Insomma, le cose che ho detto con una dose di schematismo sono proprio questo: le ville, giusta le operazioni che porta avanti l'avvocato Rosimarin, di andare a colloquiare con i proprietari delle ville, farli essere partecipi di una storia, ma anche essere interpreti di una salvaguardia. Chi ci ospita qui questa sera vede la villa, che è molto intrigante proprio per l'intreccio di diversi segmenti storici, le Barchesi attribuite a Palladio e trasformazioni seicentesche che la rendono proprio un oggetto talmente saporoso e anche più intrigante di cose palladiane più fisse nella loro storia.
Ecco, dico una cosa che ho detto recentemente. Mentre facevo il rettore dell'università, ho portato 10 docenti e 30 studenti a rilevare i danni dei terremoti nell'Emilia, e il mio consiglio di amministrazione storse il naso: perché dovete andare? Insomma, alla fine li convinsi, e abbiamo fatto per 3 mesi il rilievo dei danni nel territorio, dei casoni dei contadini, delle cose più importanti, e abbiamo poi regalato questi disegni. Non ci sostituiamo alle identità progettuali, li abbiamo regalati ai sindaci dei comuni dicendo: adesso vi agevola il lavoro di non dover fare i rilievi e potete intervenire con progetti di restauro. Ecco, in quell'occasione ho rivisitato il battistero di Parma di Benedetto Antelami, scultore e anche architetto, ma era un maestro muratore sapiente. Nella lunetta centrale del battistero di Parma c'è un giovane che viene inseguito da una fiera medievale, che si rifugia su un albero, e si capisce, la fiera cerca di scardinare l'albero, si spera che non ce la faccia, ma in quel momento c'è un ultimo momento di dolcezza, c'è un favo di api, il giovane mette il dito nel favo e lecca un succo di miele, quindi di fronte alla drammaticità c'è questo goccio di miele. Ecco, quando siamo in realtà come quella di questa sera, e ringrazio ancora chi ci ospita e le persone che ci stanno ascoltando, sia la Ferrario che me, e Rosy Marin che ci ha condotto in questo caso, viviamo forse un momento di dolcezza, credo, però rendiamoci conto che quando poi si esce fuori sono quelli che non rispettano il paesaggio, che non rispettano la qualità del territorio e portano avanti continue dissacrazioni delle regole, dei piani regolatori, dei piani territoriali, e ci fanno perdere la dolcezza. Intanto godiamocela stasera e poi usciamo testimoni di qualcosa. Grazie. Ringrazio i relatori, la professoressa Ferrario e il professor Restucci per questa magnifica relazione e quanto svolge l'Istituto regionale Ville Venete. Saluto anche il dottor Sensini, che porta avanti un'attività quotidiana insieme a tutti i suoi collaboratori in difesa delle ville del Veneto, non solo dal punto di vista culturale, con la valorizzazione delle ville, ma anche con concreti aiuti ai proprietari, con progetti per il restauro delle ville, che è fondamentale. Se non ci fosse l'Istituto regionale Ville Venete, magari molte ville avrebbero delle difficoltà per continuare avanti. Che dire, per finire per quest'anno la rassegna di Storia Veneta in Villa, che sentendo le due relazioni e ricordando quanto abbiamo sentito sul Palladio, sulla villa e le attività produttive, sulla vita nobiliare in villa, sui viaggi dei veneziani nella terraferma e le relazioni di questa sera, viene a dire quante cose possiamo ancora scoprire. Quindi lavoreremo ancora per il prossimo anno, proporre delle relazioni interessanti e ringraziare i proprietari della villa e tutti gli enti e voi che ascoltate il messaggio di fondo e l'invito e i contenuti che vogliamo portare avanti al mondo, perché queste bellezze del nostro territorio che noi ci raccontiamo in questo magnifico contesto dobbiamo farlo conoscere ancora di più all'Europa, ma anche a altri continenti. Abbiamo questa sera il rappresentante del Paraná. Ricordo che le cifre del turismo brasiliano verso il Veneto aumenta di anno in anno. Questo è interessante, e creare una sinergia tra i vari attori, perché c'è una prateria di cose da fare e quindi l'invito è quello. Ringrazio infine Luca Milanese per il servizio audio-video, Veneta Video Tommaso Giusto e la dottoressa Anna Turcato per quanto fa la dedicazione al progetto, e a tutti i soci collaboratori dell'Associazione Veneti nel Mondo. Buona serata a tutti, grazie.